Buonasera, ospiti di questo nostro approfondimento. Oggi su TVA sono il professor Enzo Di Natali, docente, grazie professore per aver accettato il nostro invito, grazie. Il dottor Piero Marchetta, commercialista, grazie anche a lei, e il dottore Salvatore Licari, commercialista e rappresentante di Ethicos, poi ci spiegherà cos'è Ethicos. Oggi parleremo in questo nostro speciale dei cattolici in politica, non facendo anche un riferimento a ciò che è l'attuale situazione che in Italia si sta venendo a creare. Stiamo vedendo cosa è successo a Roma, Mattarella che ha detto no al governo Lega 5 Stelle. Ecco, professore Di Natali, prima di entrare nello specifico della presenza dei cattolici in politica e di ciò che vuole essere l'obiettivo della vostra presenza qui nel nostro territorio agrigentino, ma non solo, un commento a caldo su quello che abbiamo visto è successo in queste ultime ore. Beh, è successo che Mattarella non è stupido, Mattarella è un presidente intelligente e in quanto presidente intelligente ha capito qual era il disegno della Lega. Il disegno della Lega era mettere a tutti i costi un ministro anti-europea, anti-euro, un ministro che rompesse con l'Europa, in modo da creare disagio in Italia, perché avrebbe creato disagio, come ha detto la Confindustria, e da questo malumore diffuso giungere alla seconda tappa, che è la secessione che la Lega vuole. Tutto qua. Mattarella ha capito il disegno, per cui ha detto no. E allora noi abbiamo un presidente cui va tutta la nostra stima, perché è un presidente che ha un grande senso dell'Italia, guarda gli interessi nazionali e guarda un'Italia unita. Professore Marchetta, dottore Marchetta, il suo punto di vista? Ma il mio punto di vista è analogo. Io ho l'impressione che di fatto la Lega non voleva fare questo governo, non c'è stata appunto una volontà ben precisa di fare il governo. È chiaro che questa è una vicenda che deve fare riflettere perché credo che si stia aprendo in Italia un'epoca, che è quella che si crei un movimento politico che forte interclassista, che raccolga quelli che sono i fabbisogni di ognuno e che, pur essendo in un alveo europeo, cerchi di ricontrattare l'Europa con una nuova visione. Indubbiamente Mattarella ha fatto bene, perché anche se valutiamo la Costituzione è appunto nelle sue prerogative, è quello appunto che il Presidente nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio. In passato vi sono stati altri casi in cui il Presidente della Repubblica non accettò delle proposte di ministro da parte di designati e non successe. Ricordiamo per esempio Gratteri con Renzi, anche come Ministro della Giustizia, che fu quello più eclatante. Riguardo Previti, ministro della Giustizia, abbiamo diversi casi. Qui, per questo dico, soprattutto perché la Lega non ha accettato la candidatura la nomina di Giorgetti, che tra l'altro era il responsabile economico del movimento, per cui secondo me la Lega non ha avuto una forte volontà di costituire questo governo. Professore Licari, a lei la sua valutazione? Insomma. In merito direi che c'è stata una concentrazione, un'attenzione che è assolutamente necessaria e che le massime cariche dello Stato, in principal modo il Presidente della Repubblica Mattarella, ha vagliato con estrema attenzione e dall'alto delle sue competenze avrà ritenuto opportuno non dare spazio a dei governi, al governo che si prestasse in chiara antitesi anti-europea. E Savona rappresentava questo secondo lei? Savona, per i precedenti che ha illustrato, rappresentava certamente un momento
di antitesi rispetto a quello che era il programma dell'Europa di cui noi facciamo parte, noi siamo parte integrante dell'Europa. Noi riceviamo aiuti e sostegni dall'Europa, normative, documenti per lo sviluppo dei territori. L'Europa è sempre stata presente nelle nostre attività. L'Europa tiene molto all'Italia per le sue ricchezze, è necessario che anche da parte nostra ci sia questo scambio, che è uno scambio internazionale di collaborazione. Ma Savona era stato già presidente nel governo Ciampi, era stato già, diciamo, ministro, scusi, fortemente europeista. Ministro. C'è stata un'evoluzione, quindi. Ma vi era una presenza forte di Ciampi e di altri personaggi che ponevano una condizione di equilibrio fra le spinte che possono essere di rivendicazioni nei confronti dell'Europa, di cui, diciamolo, noi facciamo parte dell'Europa, noi non subiamo le scelte. I nostri parlamentari partecipano attivamente, almeno riteniamo, partecipano alle scelte dell'Europa. Quindi non è necessario porsi in netta antitesi se poi nelle commissioni parlamentari di Bruxelles noi siamo regolarmente presenti e possiamo fare tutte le rivendicazioni di questo mondo. Non è il caso di uscirne fuori. È come se domani si dicesse usciamo fuori dalla NATO, ma stiamo discutendo di aspetti di politica internazionale che vanno soppesati nelle dovute sedi e non affrontate così, sic simpliciter, in un cambio di guardia dall'oggi al domani. Oggi c'è, dottore Marchetta, c'è la figura di Cottarelli. Cottarelli, ricordiamolo, fu chiamato come ministro da Letta diciamo, per i famosi tagli. La revisione di spesa. Revisione di spese, tagli, è nominato signor Forbice, se non ricordo male, proprio perché doveva fare uno screening per tutti i tagli possibili. Ecco, che possibilità ha Cottarelli, secondo lei, di farcela? Ha fatto un importante lavoro, e però poi lo stesso si lamentò che la politica, diciamo, non accompagnava nelle scelte il suo lavoro, quindi appunto ci fu anche una rottura, una certa polemica anche con l'allora primo ministro Letta. Letta, sì. Ma indubbiamente questa è una delle strade da percorrere, quello della revisione della spesa, della razionalizzazione della spesa, soprattutto nell'ambito di quelle delle amministrazioni centrali. Questo è indubbiamente una delle misure che bisogna intraprendere se vogliamo abbassare il deficit pubblico. Un deficit pubblico che indubbiamente va abbassato, però ecco qua io sono d'accordo che noi siamo dentro l'Europa, però dobbiamo dire che di fatto le direttive europee non è che ci abbiano molto facilitato, anzi ci hanno secondo me danneggiato, ed è un pochettino inquietante, dobbiamo essere anche obiettivi, come spesso si ha l'impressione che le scelte non siano della base, che non siano praticamente della politica e dei governi, ma siano diciamo, deputati ad altre istituzioni. Classico esempio è questo spread che sale e scende senza che quelli che sono i valori strutturali economici di una nazione non credo che cambino, non credo che i valori strutturali della nazione Italia siano diversi rispetto a 6 mesi fa, ma intanto c'è stato questo diciamo, spread che i mercati fanno salire, fanno scendere, per cui dobbiamo dire, per questo io parlavo che bisogna rivisitare il rapporto indubbiamente con l'Unione Europea. È pur vero che noi facciamo parte dell'Europea, ma è chiaro che così come è strutturato il rapporto non va. Non va perché ci sono state delle politiche di deficit, di pareggio di bilancio, che spesso sono state anche incompatibili con quelli che sono il sistema economico italiano, quindi una politica economica poco flessibile, quando per esempio il momento di crescita dell'Italia è stato allorquando con una politica keynesiana abbastanza avanzata si facevano anche delle operazioni in deficit pur di riprendere gli investimenti, per cui io sono convinto che uscire dall'Unione Europea, uscire anche dall'euro oggi non sia proponibile, non è così facile, però indubbiamente
il prossimo governo che sia legittimato dal popolo indubbiamente ha questo obiettivo, deve avere questo obiettivo di rivedere praticamente le politiche europee, che non devono essere più franco-germaniche, non devono essere trazione franco-germanica, ma deve tenere pure conto di quelle che sono le esigenze degli altri paesi. Professore Di Natali, mi sembra volevo capire che, sì, un attimo, volevo farle sì. anche una domanda, dico, c'è però un senso anti-europeista che monta tra la gente, perché come diceva il dottore Marchetta, questo asse franco-tedesco ci stringe un po', e l'Italia viene considerata, parliamoci chiaro, pur essendo una delle maggiori contribuenti dell'Europa, perché l'Italia dà più di quello che riceve. Quindi cosa si può fare in questo Cantella, certamente ogni qualvolta si crea un nuovo movimento, una nuova realtà, una nuova aggregazione, c'è un periodo non limitato di assestamento, e la nuova Europa evidentemente ha bisogno deve attraversare purtroppo di questi momenti difficili, di questi momenti di assestamento, come negli anni passati diceva ad esempio Ciampi. Una cosa è, come mi ha messo in risalto bene a mio modo di vedere Piero Marchetta, è rivedere, sistemare quello che c'è da sistemare, da rivedere. Un'altra cosa è uscire dall'Europa. Quando la Lega prese quel risultato e quando il Presidente del Consiglio diede l'incarico e si formò questo asse Movimento 5 Stelle Lega, non dobbiamo dimenticare che Marine Le Pen in Francia è esultato, perché ha detto, ecco, finalmente c'è un partito anti-Europa che è al governo. Questo che cosa significa? Significa che Salvini sta cercando di raccogliere questo disagio per una politica contro l'Europa e contro l'euro, e questa è la prima tappa contro l'Europa al fine di poter realizzare il disegno che fa parte della cultura ideologica della Lega, che è la secessione. Questo è chiaro, Mattarella l'ha capito così bene, tanto che i vescovi italiani sono scesi in campo a difesa di Mattarella. Perché questa difesa di Mattarella? Perché anche ai vescovi italiani sta a cuore l'unità nazionale, e il Presidente della Repubblica è il garante di questa unità nazionale, e su cui noi evidentemente dobbiamo riflettere e non possiamo non tenerne conto. Bene, entriamo ora nello specifico della nostra trasmissione. Cattolici in politica, perché questo, diciamo, non so chiamarlo movimento, questo Molto semplice, è un movimento che è nato... da cosa nasce l'esigenza di cattolici in politica? Beh, nasce da una constatazione, e la constatazione è quella che oggi è sotto gli occhi di tutti. Cioè noi abbiamo forze politiche populiste, Movimento 5 Stelle e anche la Lega sono movimenti populisti che non riescono a dialogare e dunque tirano dritte. La politica è fatto di dialogo, guai se nella politica non ci fosse il dialogo, ed è una conferma che la Lega e i 5 Stelle sono populisti perché il Presidente della Repubblica gli ha dato un'offerta e loro l'hanno rifiutata. Allora occorre che ci sia una grande realtà di dialogo, e nasce questo movimento Cattolici in politica, ed è nato nel mese di gennaio, quando una settantina di persone nella provincia di Agrigento, venute dai vari comuni, ci siamo incontrati per un momento di riflessione. La riflessione qual è? È che oggi manca nella vita politica italiana il pensiero sociale cristiano. I cattolici nel Novecento hanno dato un grande contributo a questa nazione, lo hanno dato nel nome della unità nazionale, lo hanno dato anche nella realizzazione di grandi riforme,
la riforma della scuola, della sanità, della casa, della previdenza o del lavoro. Cioè i cattolici in questo Novecento hanno dato uno sviluppo enorme alla nostra nazione. Se noi pensiamo che nel dopoguerra le famiglie nemmeno sapevano cosa fosse la carne e poi riuscirono a mangiarla una volta alla settimana e poi ogni giorno, questo lo si deve ad una grande presenza dei cattolici nella vita politica. Noi ci siamo resi conto che in questi 30 anni i cattolici sono stati irrilevanti nella vita politica ed essendo stati irrilevanti anche il loro pensiero è stato mortificato e i frutti sono quelli che noi vediamo. Perché i cattolici per la loro tradizione, per la loro formazione, perché attingono all'insegnamento sociale cristiano, sono uomini del dialogo, del grande dialogo. I cattolici non dicono o 100 o niente, il nostro progetto è per 100, però dialoghiamo. I cattolici in questo Novecento hanno dialogato con i liberali di Malagodi fino ai socialisti di Pietro Nenni e ai comunisti di Enrico Berlinguer. Cioè i cattolici per il loro spirito dunque riescono ad avere questa capacità di coagulo e del dialogo. Quello che manca purtroppo nella politica nazionale, se volete regionale, in qualsiasi ambito, manca il dialogo. Senza dialogo non si cresce. Ecco perché noi abbiamo voluto così dar vita a questo movimento, in modo che il pensiero sociale della dottrina sociale della Chiesa ritorni ad essere centrale nella vita politica italiana. Professore Marchetta, lei ha deciso di sostenere questo movimento, come mai, con le sue ragioni, oltre a quelle che ha spiegato già il professore Di Natale? Guardi, le ragioni sono state sintetizzate dal professore Di Natali. Io faccio un'osservazione. Valutando quella che è la realtà siciliana, quella che è la realtà anche della nostra provincia, vedo sempre più attuale quello che è il pensiero di Don Luigi Sturzo. Cioè, visto anche in chiave moderna, si parla di dare, diciamo, potestà alle autonomie locali e già il Don Luigi Sturzo praticamente ha avanzato questa prima ipotesi, il civismo, il famoso civismo, il concentrare la politica e far partire la politica dalle municipalità, la situazione del credito che ancora penalizza la nostra regione, laddove noi abbiamo il più alto rapporto di divergenza tra risparmi ed impieghi, nel senso che quello che viene risparmiato in Sicilia non viene poi reinvestito in Sicilia, ma viene reinvestito al nord. Fu anticipato appunto da Don Sturzo con la famosa nascita delle casse rurali, proprio per evitare. Quindi ritengo che in questo particolare momento storico mettere al centro quelli che sono i principi della dottrina sociale della Chiesa come, diciamo, nuovo pensiero fondante sul quale i cattolici impegnati in politica devono confrontarsi è un fatto prioritario, perché la crisi della politica a tutti i livelli secondo me è proprio perché manca appunto un dibattito vero sui veri problemi di sottosviluppo della nostra regione e soprattutto della nostra provincia. Per questo io in maniera convinta ritengo che i cattolici debbano scendere in politica, quindi cercare di fare affermare appunto il proprio pensiero. E mi amareggia la constatazione ad esempio del Cardinal Ruini, che proprio ha preso atto che ormai
L'incidenza dei cattolici in politica è minima, sparpagliati tra tanti partiti, senza che vi sia stato un movimento o un partito che raccolga queste istanze, si sono sparpagliati senza più incidere, al contrario di quello che è avvenuto nel dopoguerra. Pensiamo ad Alcide De Gasperi, alla funzione di Alcide De Gasperi appunto nella politica di sviluppo che c'è stata in Italia. Per cui indubbiamente io non so se è ancora attuale, io penso di sì, un partito che diciamo raccolga tutti i cattolici, ma che ci sia un movimento che si apre ai cittadini, alle istituzioni, alle associazioni, ai consigli comunali, cercando di promulgare quelli che sono i valori dei cattolici, di solidarietà, diciamo, di sviluppo solidale. Questo indubbiamente è un fatto importante nel quadro politico attuale. Dottore Licari, la sua motivazione? Premesso che noi siamo cattolici dentro e abbracciamo la fede cristiana da generazioni, d'accordo? L'aver avviato un percorso con il professore Di Natali e con il gruppo dei cattolici in politica è un percorso cui abbiamo aderito, mi permetto, nella qualità di rappresentante dell'associazione Ethikos per il territorio, che è un osservatorio socio-economico iscritto all'assessorato regionale politiche sociali e lavoro, fa parte del forum della concertazione e intendiamo proporre e mettere a conoscenza sia normative dell'Europa sia normative italiane e fare in modo che aderiscano a quelli che sono ai fabbisogni della popolazione. Avendo riscontrato una carenza consistente della condizione economica delle attività delle imprese nella nostra provincia, ci siamo interrogati del perché dell'inattività al miglioramento del territorio, al miglioramento delle imprese. Di lì a poco giriamo lo sguardo e notiamo che è una provincia che non c'è nessun programma con dati di fatto, non abbiamo slogan da rapportare, d'accordo? Non vi è nessun programma riguardo le infrastrutture, ben poca cosa rispetto ad altre province siciliane. Giriamo l'angolo e andiamo a trovare che sotto il profilo della sanità ospedaliera non vengono assolutamente rispettate quelle che sono le previsioni normative della Costituzione, uniformità dell'assistenza sociale e sanitaria per le popolazioni, non vengono rispettati quelli che sono i principi dell'Europa, perché l'Europa i principi e le norme e gli aiuti finanziari li detta e li eroga. L'Europa parla di protezione della salute all'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, parla dell'articolo 34 della sicurezza sociale e assistenza sociale, all'articolo 1 della dignità umana. Allora, sulla base di questi principi, che dignità umana sappiamo che è un principio fondamentale di quello che è l'azione sociale, i postulati sociali della Chiesa Cattolica italiana, noi troviamo perfetta adesione ed in questo senso abbiamo collaborato e riteniamo di poter collaborare per delineare un quadro di miglioramento della nostra provincia. Noi abbiamo levato uno studio, egregio dottore Cantella, noi abbiamo levato uno studio perché non andiamo al cosiddetto buttare voci, come si suol dire in termini populistici, no, noi andiamo, scaviamo sui numeri, ma non scavare sui numeri perché dobbiamo essere contro qualcuno nello specifico. No, qua dobbiamo costruire un modo di pensare che venga fondato su fatti veri e i fatti veri dicono un qualcosa, che noi abbiamo dei presupposti che sono normativi, dei presupposti normativi che nascono dai livelli essenziali di assistenza dettati dal governo nazionale. Noi abbiamo il patto della salute dettato dal governo nazionale in conferenza con le regioni, che purtroppo queste previsioni normative non vengono assolutamente rispettate nella provincia di Agrigento. Partiamo da un assunto. Noi abbiamo il governo nazionale che in un'ottica di bilancio che viene regolarmente osservato dall'Unione Europea, qua sta il contesto,
di un controllo reciproco degli andamenti. Abbiamo un bilancio che assegna delle somme consistenti e devo dire sempre in crescita. Dobbiamo dire, dove si è parlato di spending review, ma sulla sanità il governo nazionale è andato sempre in crescita nel fornire le risorse finanziarie, dati incontestabili. Il Fondo Sanitario Nazionale eroga le risorse alle regioni sulla base della popolazione residente. Non vi sono differenze consistenti, assolutamente. Le regioni ricevono i quattrini e le trasmettono alle ASP in virtù della consistenza della popolazione residente. Cosa andiamo a riscontrare? E quindi fondamentalmente le somme che eroga la Regione Sicilia si equivalgono fra le varie province. Andiamo a riscontrare, perché dobbiamo parlare di salute, è il dato fondamentale. Qua c'è di mezzo il rapporto fra cittadino e Stato. Siccome noi crediamo nello Stato di diritto, riteniamo che lo Stato di diritto debba rivedere questa attenta situazione, perché non dobbiamo creare condizioni, vista la carenza, criticità che vi è nell'ambito sanitario, non dobbiamo creare condizioni di discrasia, di distacco fra la gente comune rispetto allo Stato di diritto. In special modo in un'area di disagio sociale e economico. In poche parole, noi abbiamo una media nazionale, secondo ILEA, che i medici ospedalieri debbono essere nella misura di 2 medici ogni 1000 abitanti. La media nazionale è di 2,1-2,2. Comunque, non meno di 2 medici per ogni 1000 abitanti. Il gioco è fatto. 450.000 abitanti, provincia di Agrigento, 2 medici fa 900 medici. Andiamo a riscontrare che abbiamo non oltre 400 medici. Questo è il dato consistente. A 900 medici vorrei capire, cioè complessivamente considerando gli ospedalieri, i medici di famiglia. No, noi parliamo ospedalieri. 2 medici, rete ospedaliera. Significa che i nostri nosocomi, Agrigento, Ribera, Sciacca, Licata e Canicattì, dovrebbero disporre in complessivo di 900 medici ripartiti. Invece sono? Nei fatti noi abbiamo non più di 400 medici. Dunque, non più di 400 medici. Questo dato viene rispettato, cioè non viene rispettato solo per la provincia di Agrigento, questo anche dato per non le altre viene province. rispettato per la provincia di Agrigento in una misura così macroscopica. Perché se noi andiamo in provincia di Catania abbiamo 2,7 medici ogni 1000 abitanti. Cioè noi stiamo parlando che a Catania abbiamo circa 700 medici in più. Ospedalieri. Medici ospedalieri, rete ospedaliera. Cioè noi stiamo parlando più della percentuale stabilita. Noi stiamo parlando che a Messina abbiamo circa 500 medici in più rispetto alla percentuale stabilita. E quindi cosa bisogna fare per ovviare a questo? Cosa bisogna fare? Bisogna innanzitutto rivedere l'assetto e ottemperare immediatamente alla carenza dei medici esistenti. Ottemperare immediatamente. Detto in altro modo, se a mio modo di vedere aver capito bene, è nel potere del Presidente della Regione e dire un momento, non è possibile che in una provincia ce ne siano 500 in meno medici ospedalieri come provincia di Agrigento e a Messina 700 in più. È nel potere del Presidente della Regione di cercare di dire che quelli che sono in più vadano nella provincia di Agrigento. È come dire che in una scuola, scusate l'esempio, se un preside si accorge che in un plesso mancano docenti e in un altro plesso c'è il doppio dei docenti, allora nel riequilibrio, nella funzionalità della scuola, manda docenti dove ce ne sono meno. Questo come influisce, dottore Marchetta, lei che spesso
diciamo, collabora ed è a stretto contatto con le amministrazioni pubbliche. Come influisce questo dato? Cioè, è un dato molto evidente, è possibile che i vari assessorati alla sanità finora non si sono accorti di questo dislivello? No, ma io credo che si siano accorti, anche perché, per quel che mi costa, mi sembra che proprio l'associazione Epicos spesso si è confrontata con l'assessorato su questo. Chiaramente con la Commissione Sanità. Dobbiamo tenere pure conto di quelle che sono le norme del diritto del lavoro, per cui semplicisticamente è facile dire spostiamo 500 da Catania per portarla a Agrigento, poi ci sono le normative a tutela appunto del lavoratore, perché dove sì, questo però in caso di emergenza in cui c'è in gioco il diritto alla salute dei cittadini, bisognerebbe indubbiamente, non è che qui si può parlare una strada sì, una strada no. La cosa che si deve fare comunque medici che mancano nella provincia di Agrigento, la cosa è quello dei poteri di un presidente della regione di come poter intervenire. Secondo me perché c'è in gioco il diritto alla salute. Si deve sopperire, secondo me, con le mobilità, quindi cercando di favorire quelle che sono le mobilità, quindi per cercare di implementare la forza medica appunto in provincia e con nuovi concorsi, perché è improponibile sotto l'aspetto anche del diritto del lavoro, appunto, se io ho vinto un concorso a Messina non è che poi nel frattempo si deve provvedere, però nel frattempo si deve provvedere, quindi o con le mobilità oppure anche con nuovi concorsi. Poi c'è il dato degli infermieri, dicevi, no? Ma noi mancano circa 600 infermieri, ma noi siamo ma mi permetto, egregio dottore Cantelli, noi abbiamo delle norme che prescrivono che già questi medici dovrebbero essere fra noi. Noi abbiamo un decreto del 14 gennaio del 2015 che già stabiliva pianta organica, provincia Agrigento, 1039 medici. Parlo del 14 gennaio 2015, che era figlio di uno studio del 2014 a livello governo nazionale e regionale. Noi abbiamo un successivo decreto nazionale del Ministero del 2015 che prescrive determinate linee direttive sulla rete ospedaliera, ripreso con decreto nel 2017, marzo del 2017, e ribadiscono per la provincia di Agrigento 900 medici ospedalieri. Quindi dovrei dire che nei fatti qua non viene assolutamente rispettato l'input della normativa di legge. E chi vengono chiamati in causa sono, mi permetto dire, in massima parte, perché non giochiamo la partita solo con la ASP, ma anche con il distretto sociosanitario. I sindaci hanno piena partecipazione, per previsione, anche secondo la legge 189 del 2012, i sindaci debbono partecipare alla programmazione dell'ASP, alle scelte, alla verifica dell'andamento, anche del bilancio. I sindaci giocano un ruolo notevole, quindi sarebbe opportuno che intervenisse. Spesso i sindaci non partecipano all'attività di sono parte in causa. Voglio dire una cosa, a tal proposito, noi anche come cattolici in politica, considerato che il diritto alla salute è un diritto fondamentale, è un diritto costituzionale, per cui sarà poi l'assessore regionale come venire incontro a colmare questa situazione, ma non quando sarà, ora, nell'urgenza, perché nel momento in cui questo diritto viene meno significa che ci sono persone che muoiono, cioè si tratta di questo, non stiamo parlando di altro. Stiamo parlando di... Allora, considerato che ogni sindaco è responsabile della salute dei propri cittadini, noi come cattolici in politica stiamo pensando anche di rivolgere un appello a tutti i sindaci della provincia di Agrigento. Perché, caro Cantella, l'argomento che noi stiamo trattando come cattolici in politica è un argomento molto serio e molto delicato. A Canicattì c'è stato un incontro con il presidente della commissione sanità e anche col vicepresidente, La Rocca e Pollara. Tuttavia io sono convinto che la materia è così delicata che non basta soltanto l'iniziativa dell'assessore regionale o del presidente della prima
della Commissione Sanità o il vicepresidente. Queste figure politiche hanno bisogno di un sostegno di opinione da parte dell'opinione pubblica, hanno bisogno di un sostegno da parte dei movimenti, hanno bisogno di un sostegno morale e politico, soprattutto dei sindaci. E i sindaci non possono stare a guardare. E noi come cattolici in politica pensiamo di elaborare un appello in modo che questi sindaci possano svegliarsi e fare la loro parte. C'è una riscoperta del pensiero di Moro in questi ultimi periodi, abbiamo visto tante trasmissioni Candela, dedicate però, a Moro. Sul tema cattolici in politica, a mio modo di vedere, c'è un punto che sia giusto chiarire, anche per chi che ci guarda, che ci sono tanti telespettatori che seguono la nostra trasmissione. Il problema centrale è come il pensiero cristiano possa essere centrale nella vita politica italiana. Scusate se ripeto le parole. Questa è la questione. Come far sì che oggi quel pensiero che ha fatto grande questa nazione, che ha tenuto unita questa nazione, che ha consentito a questa nazione di raggiungere grandi traguardi da paese prevalentemente agricolo, come era l'Italia dopo la guerra, a divenire la sesta o la quinta potenza industriale. Questo grazie al contributo dei cattolici, ma non perché i cattolici avevano la bacchetta magica. Certo, i cattolici attingevano al loro pensiero, alla propria tradizione culturale, ma perché furono c'era anche un partito di riferimento, professore Di Natale, la Democrazia Cristiana, che poi si è sciolto, è da lì che parte l'abbandono, come diceva il professore Marchetta, perché sono andati via i cattolici dalla politica, bisogna anche capire questo. Mi faccia finire dove voglio arrivare. Questo pensiero ha consentito di realizzare questa grande nazione. Allora il problema oggi è questo: come far fare che questo pensiero sia centrale nella vita politica? Noi abbiamo avuto per 40 anni una strategia, l'unità politica dei cattolici, i cattolici uniti su un unico partito che era la Democrazia Cristiana. Noi abbiamo conosciuto da quasi 25 anni e passa un altro modello, un'altra strategia, i cattolici sparpagliati, divisi. Quali di questi due modelli oggi dobbiamo noi meglio tenere in considerazione? Perché oggi noi possiamo fare un bilancio, il primo modello o il secondo modello. Bene, mi sembra che il secondo modello non ha dato quei risultati che ha dato quello precedente. E lo stesso cardinale Ruini, dopo 25 anni, ha visto che questa esperienza dei cattolici sparpagliati di fatto non hanno inciso nella vita politica italiana. Per cui il dogma, l'unità o la pluralità dei cattolici in politica non è lo scopo. Lo scopo è come portare il pensiero cristiano nella centralità politica. Poi evidentemente si vede la strategia. Dopo aver conosciuto la prima, la seconda, noi possiamo fare oggi un bilancio, stiamo facendo un bilancio e siamo convinti che forse sia il caso di ritornare al primo modello. Certo, non riproponendo la Democrazia Cristiana, perché ogni partito ha una sua storia, ma ci vuole un grande partito di dialogo, perché quella Democrazia Cristiana fu grande perché fu partito che riuscì a dialogare, ritorno a dire, dai liberali, dunque dalla destra, fino ai comunisti di Enrico Berlinguer. Ecco, Agrigento può essere un laboratorio politico come negli anni passati in questo senso, col vostro movimento? Io penso estendo la domanda anche agli altri colleghi. Io penso questo, che noi abbiamo avuto, e questo è un po' il nostro tentativo, caro Candela, e lo diciamo ai nostri telespettatori, perché abbiamo tutte le carte in regola. Il movimento cattolico di inizio Novecento partì qui nella provincia di Agrigento.
Don Luigi Sturzo si trovava meglio qui in questa provincia e non a Caltagirone, perché qui c'era un vescovo che si chiamava Blandini e qui c'erano sacerdoti che avevano uno spirito prettamente sociale, come padre Licata e padre Sclafani. Dunque qui noi abbiamo un retroterra per una presenza più organizzata dei cattolici nella vita sociale e nella vita politica. Ma non solo, proprio ad Agrigento e in questa provincia noi abbiamo avuto il primo laboratorio politico a livello nazionale che fu il centro-sinistra, la collaborazione tra i democristiani con i socialisti. Quel laboratorio fu vincente, tanto che per quasi 35 anni governerà l'Italia e farà grande l'Italia. Noi con questa iniziativa desideriamo, lo tengo così, Sì. un minuto, Ecco. noi con questa, dicevo, con questa iniziativa cosa vogliamo? Vogliamo scrivere una nuova pagina del movimento cattolico agrigentino. Non nascondo che ci sono altre province che stanno guardando con interesse questa nostra esperienza, ad esempio solo la provincia di Caltanissetta, anche la provincia di Ragusa, dove ci sono altre persone, c'è un certo fermento. Perché? Perché la storia insegna che i cattolici hanno dato un grande contributo, perché è nel nostro DNA il dialogo e non i populismi o così o niente, come purtroppo abbiamo visto questo populismo cieco che vuole portare alla distruzione della Professore nazione. Marchetta. Ma io credo che, non so, lo sviluppo naturalmente che si potrà avere, però una cosa si può fare, che questo movimento, in questa particolare stagione politica in cui vi saranno diversi confronti elettorali, si rivoterà per le elezioni nazionali, si rivoterà forse per le elezioni provinciali, per le elezioni comunali anche qui ad Agrigento, indubbiamente noi siamo un movimento che con dei convegni, con degli incontri itineranti in diversi comuni, metterà sul piatto delle scelte programmatiche forti, imperniate sui nostri valori. Quindi si accennava al problema del dimensionamento della sanità, così parleremo delle infrastrutture, parleremo anche di quelle che sono le politiche sociali in provincia, di come vengono attuate. Cioè, indubbiamente, io non so se riusciremo ad avere a raggiungere questa ambizione di creare un movimento politico, diciamo, cattolico, ma indubbiamente una promessa si può fare e il nostro obiettivo è quello di sollecitare il dialogo e cercare di affermare le nostre scelte all'interno delle diverse amministrazioni. Per cui abbiamo in programma una serie di incontri in cui questi temi verranno dibattuti in tutta la provincia, quindi da Licata, diciamo, a Sciacca, e in cui cerchiamo di seminare per cercare di raccogliere, di creare una classe dirigente politica che appunto lontana dai populismi, lontana dai mal di pancia, lontana da quella che può essere la sterile protesta senza nessuna costruzione, invece abbia un programma politico ben preciso di sviluppo su quelli che sono i nostri valori. Professor Lica, lei ha fatto anche un'analisi sulle infrastrutture, se brevemente ci dà il dato essenziale. Noi abbiamo che negli ultimi negli ultimi 5 anni che in provincia di Agrigento rispetto alle altre province siciliane mancano 500 milioni di euro di meno impegnati nelle infrastrutture. Nel cosiddetto patto per il sud siamo svantaggiati rispetto alle province di Catania, Caltanissetta e abbiamo non meno di altri 300 milioni meno per le infrastrutture quando Catania, Palermo vanno ad esubero.
Noi siamo esclusi dal programma Porti in Sicilia. Significa che in Sicilia c'è un programma di 420 milioni di spese su porti turistici, Marsala, Gela, Termini Imerese, Santo Stefano di Camastra, Pozzallo, vi di seguito. La provincia di Agrigento, che ha il 20% di coste e affacciate al Mediterraneo, non abbiamo nessun programma sui porti. È grave, questa è mancanza di rappresentanza, d'accordo? Oltre che, dobbiamo dirlo, noi siamo la provincia che viaggiamo al 97° posto nella rete delle infrastrutture italiane, quando le prime 3 province, Catania, Palermo, viaggiano intorno al 35° posto. Comunque vorrei soffermarmi, egregio dottore Cantella, sarò breve, per intendere il percorso medici. A noi mancano, in provincia di Agrigento, non meno di 35 cardiologi e medici da unità coronarica, non meno di 30 ginecologi e ostetriche, non meno di 25 pediatri, non meno di 30 psichiatri, non meno di 37 medici di medicina generale, tutti previsti per legge che dovrebbero essere presenti, non meno di 70 medici di lungodegenza. Le devo dire che mancano previsti 10 medici ematologi. Quando parliamo di ematologia parliamo di drammi umani, d'accordo? Noi abbiamo, probabilmente si legge dalle schede, non più di 3 ematologi. Significa che la gente deve subire il dramma già della sofferenza e della mortificazione di salute, poi si deve sbattere a Palermo ad andarsi a fare 3 ore di strada. Questo fa sì che noi abbiamo oltre il 30% di gente che si va a far curare fuori provincia, oltre il 30% di emigrazione. A questo aggiungiamo il 20%, statisticamente non meno del 20%, di gente che non si cura. Noi siamo di fronte a un'assistenza sanità, rete ospedaliera fallimentare. E qua bisogna ripartire, preciso, con la cosiddetta stabilizzazione, perché non si fa altro che parlare di stabilizzazione, ma la parola stabilizzazione non sarà altro che il cambiamento del rapporto di lavoro. Cosiddetto precario significa medici che sono a 3 mesi, collaboratori a scadenza a 3 mesi, a 6 mesi, e comunque dovranno esserci gli opportuni concorsi, di trasformarli a tempo indeterminato. Ma non si colmerà il divario, il gap dei 500, dei 400-500 mancanti non verrà colmato con la cosiddetta stabilizzazione tanto parlata. Anche perché se ci saranno delle piccole unità in eccedenza, verranno, voglio dire, semplificate, verranno eliminate, perché ogni anno non meno di 12-15 medici della provincia di Agrigento a tempo indeterminato vanno in pensione. Quindi non verrà colmato dalla stabilizzazione. L'aspetto importante è che parliamo di diritti fondamentali. Allora l'Europa, in questo campo, quando a volte si denigra l'Europa, no, non è l'Europa che non funziona. Probabilmente dobbiamo girarci a casa nostra. Quindi la vostra azione, in sintesi, dico, alla fine la nostra azione, secondo i principi cristiani, e sono anche principi, voglio dire, di solidarietà, ma anche di dialogo, di confronto. Scendiamo al confronto, andiamo a vedere dov'è lo spaccato delle carenze oggettive, perché qua non si può dormire, qua c'è la coesione sociale di mezzo, il diritto dell'uomo ad essere garantito, oltre ad avere anche prospettive di sviluppo, mi permetto, perché una provincia dove non si prevedono programmi di infrastrutture è grave. Non per voler entrare in un argomento specifico, ma se lei si va a leggere il prospetto del cosiddetto patto per il Sud, c'è da ridere, ma effettivamente la situazione è critica. Lei lo sa che io ci ho ritrovato pure la ristrutturazione e la realizzazione, tutto il miglioramento strutturale che necessita la cattedrale di Agrigento, per un valore di euro 37 milioni. Io me lo ritrovo nel prospetto. Quando lei tira la somma del prospetto, colonna vuole che questo addendo venga rispettato. Faccia il totale della somma di tutti i valori, questo 37 milioni messo in colonna, alla fine il totale è deficitario di questo 37 milioni di euro. Quindi voglio dire, hanno presentato un prospetto in pubblico, è evidente, è pubblicato da più parti,
dove il totale ce lo mettono, però alla fine nel totale delle somme stanziate non c'è. Ma non perché voglia parlare, perché possa essere di parte, ma siamo di fronte a documenti ufficiali. Siamo di fronte a documenti ufficiali, pubblici, resi pubblici. Bene, siamo alla fine quasi di questo nostro dibattito. Che conclusione trarre? Professore Di Natale, ecco, la vostra azione, sì. Non c'è forse purtroppo nostalgia della Democrazia Cristiana? Non c'è un partito oggi, per esempio, penso all'UDC, Libertas, lo scudo crociato, che possa, diciamo, in qualche modo prendere in carico questi valori? Dico, non c'è. Dottor Licari. Qual è la conclusione di questa vostra presenza nel territorio? Subito il dottor Licari è uno degli argomenti drammatici di questa provincia, il problema della sanità soprattutto, ma ci sono altri argomenti che noi abbiamo a sanità cuore. E infrastrutture. C'è un altro argomento molto delicato che non è stato trattato, ma che è presente nel nostro documento. Diamo una speranza alla nostra provincia. Noi abbiamo stilato questo documento frutto di settimane di lavoro che presenteremo prossimamente venerdì qui ad Agrigento. C'è un altro argomento molto importante, cioè questa provincia ha 7 miliardi di depositi, cioè questa provincia è straricca di grana, di soldi. Ma non mi pare che però le banche facciano però il problema è questo, vediamo che chiudono i conti da un giorno all'altro. 3 miliardi e 600 milioni vanno via. Il dottor Licari non ha detto che in Sicilia i depositi sono di 84 miliardi di euro, una somma enorme, ma più di 30 miliardi di euro vanno via, e vanno via dove? Nella Padania di Salvini, che ci considera terroni, che ci considera extracomunitari e vuole fare addirittura la secessione. Cioè la metà dei nostri risparmi va via. Qual è la situazione su cui noi come cattolici in politica studieremo e vedremo di andare in fondo? Qual è la situazione? Che io dopo 20 anni ritorno a Giardina Gallotti, ho lasciato una scuola elementare con 200 alunni e più e ne trovo una con 35 alunne. Cioè tutti vanno via perché non c'è circolazione di moneta. Questa è la grave situazione. Per cui noi stiamo mettendo a fuoco, va bene così? Sì. Stiamo mettendo a fuoco con questo documento le criticità presenti nella nostra provincia. Cioè non possiamo dimenticare che il 60% degli di elettori aventi diritto non è andato a votare. A Palma di Montechiaro il 72% non è andato a votare. Significa che è una provincia senza speranza. Noi come cattolici in politica vogliamo dare una speranza. Lei parla benissimo, però dico, abbiamo dei rappresentanti in Parlamento che ci rappresentano. Queste istanze ai nostri rappresentanti, ai nostri parlamentari regionali vengono allora spiegati che cosa fanno loro, perché è inutile, dico, noi possiamo incidere su un movimento culturale, ma poi alla fine ci sono i nostri rappresentanti che devono incidere nel Parlamento regionale e nazionale. Ecco, dico, allora, vorrei venire al dunque. Un qualsiasi deputato nazionale e regionale potrà fare tanto quanto o poco se dietro non ha un forte movimento. Cioè gli interessi sono tali che nonostante la buona volontà di un deputato regionale, se dietro a questo deputato regionale non c'è un forte movimento di opinione, di cittadinanza attiva, quel deputato potrà fare poco e niente. Vogliamo prendere la questione dei rifiuti, la soluzione è dietro l'angolo, ma quale deputato potrà portare avanti una battaglia simile se lui si troverà solo? La Democrazia Cristiana o i deputati della Democrazia Cristiana, per rimanere nella nostra provincia, Giuseppe Sinesio, Luigi Giglia, Calogero Mannino,
Mario Bonfiglio, Gaetano Trincanato, hanno fatto tanto, ma perché non erano soli, c'era un esercito di persone accanto a loro, cioè arginare, indebolire un deputato era difficile, c'era un partito organizzato, c'era la vera politica. Oggi, caro Cantella, che partiti ci sono? Che politica noi abbiamo? Abbiamo figure, consigli comunali pieni di persone per bene, ma di ragazzotti vuoti, di persone che non hanno quella ossatura, quella nervatura forte della politica, di una visione grande della politica, perché la formazione non si può inventare dall'oggi a domani, o ce l'hai o no, per cui ritorno e rispondo alla domanda. Noi abbiamo temi molto forti, ma se dovessimo essere soltanto un gruppo di amici potremmo andare soltanto al bar a prenderci qualche tè, fare una chiacchierata. Noi invece vogliamo andare nei comuni, coinvolgere la gente, coinvolgere l'associazionismo, coinvolgere il volontariato, anche a parlare con le parrocchie senza la pretesa che siano i parroci a sostenerci, perché i tempi sono cambiati. Ma se noi facciamo un grande movimento di opinione forte, allora noi sì che possiamo sostenere chi andrà ad assumere una responsabilità a livello regionale, a livello nazionale. Allora, conclusioni del dottore Marchetta e poi del professore Licari, perché siamo quasi alla fine la conclusione di è questa. Dibattito. La nostra sarà un'azione di movimento caratterizzata nella creazione di una forte piattaforma programmatica sulle cose da fare, e chiederemo un forte confronto con tutte le istituzioni, con i rappresentanti, con le associazioni, per mettere appunto a fuoco una strategia che ci possa, diciamo, risollevare questa provincia, possa cercare di contribuire a risolvere qualche problema della provincia. I temi sono questi: infrastruttura, sanità, rifiuti, acqua, lavoro. Sono grandi temi su cui noi appunto chiederemo un confronto e anche, diciamo, la condivisione di un'azione politica sia a livello regionale, a livello nazionale, a livello comunale. E nel mentre cercare di far sì che non sia un movimento culturale, ma sia un movimento politico di adesioni, in maniera tale di dare forza appunto alle nostre strade. Lei la conclusione di questa nostra... Condivido quanto detto dal professore Di Natali, anche dall'amico Marchetta. Il concetto è che noi dobbiamo, le forze sociali, qua vi è molta responsabilità sociale da parte di tutta la classe dirigente del territorio. Dobbiamo compartecipare tutti alla crescita e alla ripresa, fuori dall'interesse personale, perché l'interesse è interesse comune, civile e sociale, per fare in modo che questa provincia non si disgreghi, che questa provincia non subisca, siamo in un'area ad alto rischio di criminalità, e quindi le strutture sociali sono le prime a doversi mantenere, le strutture sociali, le certezze. Gli organismi, prefettura in capo, coesione sociale che faccia in modo di coartare i signori sindaci, perché tra l'altro alcuni sindaci sono medici, quindi dovrebbero conoscere meglio di altri, sindaci o assessori, quindi dovrebbero conoscere meglio di altri la situazione, d'accordo? Dopodiché, Camera di Commercio, vogliamo che scenda in campo, perché non può essere assente nei tavoli di concertazione dove si programmano le opere pubbliche e gli interventi alle infrastrutture. Provincia, che ben venga, ordini professionali. Qua ci sono 3 architetti su 4, 3 ingegneri su 4 che non si iscrivono più negli albi professionali, e quelli che si iscrivono non riescono a pagarsi la previdenza. Quindi siamo di fronte a un disastro. O gli organismi deputati dello Stato si assumano le responsabilità, e che non diciamo che dipenda dall'Europa, perché l'Europa eroga quattrini, e purtroppo noi a fine anno dovremmo rendicontare all'Europa 700 milioni che già ha stanziato per l'anno 2018, e di questi 700 milioni ad oggi ne risultano rendicontati 7 milioni. 7 milioni. Io faccio parte di un tavolo di concertazione e mi confronto con quello che sono le norme dell'Europa e le volontà dell'Europa, ma non per prenderne le difese. L'Europa c'è,
L'Europa c'è, il governo nazionale c'è, abbiamo bisogno che si edifichi una nuova casa comune sulla base di coloro che ci hanno preceduto, perché abbiamo avuto degli eminenti personaggi di ordine politico negli anni 50 e che si riconducevano al movimento cattolico, e da lì dobbiamo ripartire, perché l'apporto della Chiesa è fondamentale. Bene, io ringrazio il professore Di Natali. Siamo già fuori, se posso velocemente... l'Agenzia Territoriale Eticos per il lavoro che fa, perché a noi ha consentito di sapere che nella provincia di Agrigento mancano 500 medici ospedalieri. Sarà oggetto di un altro approfondimento, un approfondimento che faremo successivamente. Seguiremo passo passo le azioni del movimento cattolici in politica, nella speranza e nella certezza che possa dare delle soluzioni ed essere da sprone affinché queste problematiche che abbiamo qui evidenziato possano essere, diciamo, risolte. Grazie ai nostri telespettatori, grazie al professore Licla, al dottore Marchetta e al professore Di Natale. Ringrazio sempre i nostri telespettatori. Questo programma lo potete vedere su TVA, sul digitale terrestre, canale 92 in tutta la Sicilia e in Bassa Calabria. Lo metteremo anche sui nostri canali social, Twitter, Facebook e YouTube. Dopodiché alla prossima puntata. Grazie e buonasera. Buonasera. Buonasera.